Come abbiamo detto su nella conferenza stampa, è stato un anno molto, diciamo, impegnativo. Impegnativo ovviamente perché? Perché abbiamo avuto nel giro di 2 mesi 3 grosse emergenze alluvionali. A maggio, dal 16 al 19 maggio, in 4 giorni abbiamo fatto 280 interventi. Dopodiché il 22 di maggio, sempre con l'interessamento dello stesso territorio che è quello di Castelfranco Asolo, abbiamo avuto un'altra emergenza alluvionale dove abbiamo fatto circa oltre 100 interventi. Poi siamo passati a giugno e anche qui in 4 giornate abbiamo fatto circa 200 interventi. Sostanzialmente la zona è sempre stata da Castelfranco, Asolo, Castello di Godeco, quindi quella zona lì. Capite bene che è stato impegnativo non solo per noi, ma soprattutto per i cittadini, perché i cittadini nell'arco di un mesetto si sono visti l'acqua dentro casa per 3 volte. E quindi noi onestamente capivamo, no, la rabbia del cittadino, perché anche in quel frangente noi magari venivamo anche aggrediti, tra virgolette, attenzione, perché ognuno ha la rabbia di avere l'acqua in casa. Ma è giusto che sia così, perché noi, attenzione, la gente nutre un sentimento forte nei confronti dei vigili del fuoco, ci vede, a volte ci chiamano degli eroi, ma io ho sempre detto che noi non siamo eroi, noi siamo dei professionisti antincendio che cerchiamo di dare il massimo per la nostra comunità. E poi abbiamo fatto un'altra grossa emergenza alluvionale a settembre, 10 di settembre, con Nervese della Battaglia, una bomba d'acqua anche qui che ha colpito Nervese, abbiamo fatto oltre sui 130 interventi. Poi abbiamo avuto un grosso incendio della catena, il negozio della catena Aumai a Conegliano. Anche questo molto complesso perché oltre la superficie del negozio, sovrastante al negozio vi era un grosso deposito e poi ci trovavamo in corrispondenza della circonvallazione. Però vi devo dire che il sistema ha funzionato, perché noi è chiaro che noi facciamo l'attività di spegnimento o l'attività nel caso specifico dell'emergenza alluvionale, andiamo a togliere acqua degli scantinati e quant'altro. Però vi devo dire che abbiamo bisogno del sistema, della collaborazione nel caso di emergenza da parte di tutte le altre istituzioni, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato. Abbiamo bisogno della Protezione Civile, che anche loro vanno a fare interventi di svuotamento scantinata assieme a noi. È chiaro che in funzione della pericolosità degli interventi andiamo ad assegnare quegli interventi che possono essere effettuati da parte della Protezione Civile. Quindi sostanzialmente questo, diciamo, è stato il grosso del lavoro portato avanti, diciamo, quest'anno.